Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. I mondiali impossibili. Ci riparte anzi con l'Islanda contro l'Argentina, ragazzi. Sarà veramente, veramente dura lo Spartak Stadium di Mosca. Comunque ragazzi, c'è da dire che qua c'è la Croazia, speriamo di prenderci la rivincita. Questa probabilmente la perderemo, però dobbiamo vincere con Nigeria e Croazia, o almeno fare Saluto a 4 tutti, da punti. Piero Forse Cipardo possono e bastare, Stefano forse. Nava. Sta per iniziare il Vai. cammino mondiale di queste due squadre impegnate oggi nella prima gara del loro girone. Eccolo qua, Lionel Messi, ma si comincia. Sarebbe ovviamente il massimo. Quello Il livello massimo. entrambe, vedremo alla fine chi ne avrà No, ho sbagliato tasto. se finiranno per spartirsi la posta in palio. Sarei contento anche con un pareggio, Ecco ragazzi, in lo dico proprio grafica la tranquillamente formazione e di apertamente. partenza dell'Argentina. Un pareggio mi basta, Il però 4-3-3 con cui scendono in campo con l'Argentina oggi la vedo un marca po' quella che è improbable. la filosofia del tecnico, segnare un gol in più degli avversari. È un modulo che in passato Ok, cominciamo a conoscere i giocatori islandesi. Gunnarsson, Binarsson, Besson, tutti sono, ragazzi. Rimanere delusi. Ecco dunque la formazione di partenza dell'Islanda. Vai. Iniziano la gara con una linea di centrocampo Finbarson, classico Besson, 4-4-2. Una scelta direi Person. tradizionalista in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra senza per questo rinunciare a io sarei offendere. stracontento di un pareggio. Vediamo se c'è contro difensiva. Mascherano. Un bel difensivo, non troppo, però proprio schiacciarci. Recuperano il pallone. Gunnarsson, vada a Bjarnason, Budvarsson, Magnusson. C'è spazio per andare. Attenzione, attenzione incredibile. Entra in area, tira! Overson. Non ci credo, Era in sbaglia ottima un gol posizione per fatto. battere il portiere, ma non ha saputo approfittarne. Risultato Non ci credo. 0-0. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista Cosa ci psicologico. siamo mangiati? Manca ancora un'eternità da giocare. Higuain. Igua. Occhio al No, di Dybala, prima occasione, subito gol dell'Argentina. Risultato che si sblocca subito dunque. Signori, grande questa è partenza. l'Argentina. Hanno sorpreso Paul in difesa Francis for Paul avversari, Dybala. attaccando Perché lui è un po' fin dai Francis. primi minuti, pazzesco. 1-0, gol Che mangiato, ritmo, gol e questo subito. gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Si riprende con l'Argentina che conduce grazie al gol appena segnato. Buona l'idea. Mamma qui. mia, peccato Si avvicina però. all'area. Il pallone è uscito. Sapevamo Si che batte con l'Argentina una rimessa al fondo. era un'impresa quasi disperata. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio, Palla bravissimo. recuperata Sigurdsson, dagli avversari. Gunnarsson, Finberson. Dai, che non è Occhio, cerca finita. l'area di rigore. Bravissimo. Finn Bogason. Non stiamo giocando male. Il tocco Da di testa. respinge il pallone di pugno. Ferma l'azione. Vai, recupera il pallone, Bjarnason. sulla traiettoria giusta. Bellissimo, stiamo giocando bene, ragazzi, eh? Attenzione, Bjarnason! Non ci credo. Attenzione per il- Gol di Finberson! Non ho capito come. Gara in clarità. Vediamo, parata. Mamma, neanche il Non ci credo, me l'ha passata l'Argentina. sembra dire lo L'Argentino, spettacolo. tac. Così, così. Incredibile. Alfred Finnbogason. Siamo di nuovo in parità Finbo- grazie al gol del nuovo Finnbogason. Mascherano. Fingbonson, mi piace di più. Otamendi. Non ci credo che pareggio beffardo. Occhio al suo movimento. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Molto bene. Cioè, incredibile comunque. Per fare gol rocambolesco, ma è arrivato. Higuain. Aia. Occhio al Pepita che avanza. Higuain. Mamma mia. Clamoroso, pallone fuori di nulla. Gonzalo per Dico la poco. verità, Pier, l'avevo vista già dentro. La palla non ha girato Magnusson. abbastanza per terminare Per la Gunnarsson. propria corsa in fondo alla rete. Ci sono metri a disposizione. Occhio al tiro di Higuain. Bravo portierone. Che la butta su con le mani. Perfetta. Vai Gudmundsson. Mamma mia, ma fantasia, nostri islandesi. Finnbogason. Partita fondamentale per entrambi. Autore del gol, bellissimo! Occasione per passare in vantaggio. Salgono gli difensori per sfruttare questo Non ci corner. credo. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Alla messa in mezzo da Sigurdsson. Comoda. Mamma mia, cosa mi ha parato Romero.
Cosa mi ha parato Romero? Ragazzi, stiamo giocando, sta Islanda è forte. Higuain. Ottimo il Dave vai. Higuain scherza col suo diretto avversario. Occhio. È stato fermato dal difensore. Messi. La tiene lì di forza. Occhio ragazzi. Sabaleta. Occhio al Zava. Dybala. Buono. Palla nuovamente in possesso. Buttala via. Potrebbe crossare. L'Argentina ci ha preso sotto gamba. Con la rimessa laterale. Attenzione a Messi. Alla raccolta senza problemi dal portiere. Ok, vai. Fai un cacchio. Occhio al possesso argentino. Può andare al cross. Occhio al Pipita. Occhio ragazzi, occhio ragazzi. Hanno trovato il gol Gol dell'Argentina, bellissimo. La sicurezza della vittoria, ma è davvero La Pulcella, Lionel Messi. tattico e psicologico. 2-1. Devono Dai gol mantenere ragazzi, alta gran la gol di Messi. concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo Ragazzi, siamo risultato. contro l'Argentina. Si riprende con l'Argentina che conduce grazie al gol. Potevamo andare sul 2-1, però quello mi dà un po' fastidio. Bjarnason, bravissimo Bjarna. Guadagna metri verso l'area. Bodvarsson. Ripresa che inizia, hanno a disposizione il primo possesso. Squadre che avranno Dai, Fiori. approfittato dell'intervallo per ricaricare le pile. È stato un primo tempo Molto bene, dai, impegnativo, Non dimentichiamoci che è la prima gara per entrambe in questo mondiale. Dai Bodvarsson. Bravissimo Goodmanson. Di testa! Non ci credo Bodvarsson per poco. Per me non meritiamo di perdere, ma comunque. Possibilità per la ripartenza. Biglia. Buono, buono, bravo portiere che ci ha fatto un miracolo degno del miglior. Buffon. Sfuma l'occasione. Gunnarsson. Perfetto oggi nei passaggi. Mascherano. Interrompono bene l'azione. Tocco impreciso, pallone recuperato. Higuain. Su Pastore. Mamma mia. Gol! Eurogol di Pastore 3-1. Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta Maria sul match, Vergine, ma che il gol. cambio fu più azzeccato. Appena entrato al posto di Biglia, adesso l'Argentina gioca sul velluto, cerchiamo di non prendere proprio una goleata. Direttore di gara che è intervenuto per assegnare il calcio di punizione contro l'Argentina. Ecco, magari evitiamo la goleata, Arbitro grazie. che è estratto il giallo per punire l'intervento chiaramente falloso del giocatore. Vai Gunnarsson. Era vicino. Gunnarsson, Intervento bellissimo. efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Dybala. Pallone No. interessante di Dybala. Ai ai ai. Gomez ed è rete. Gol di Gomez. Tutti i giornali lo daranno l'intuizione dell'allenatore, cambio veramente azzeccato. Grande Papu, 4-1. Continuano a regalare grande calcio, gol e non Alla fine hanno l'Argentina ha intenzione di stravinto. Speriamo che per la differenza reti. fermarsi. Guadagna metri. Bravissimo Goodmanson. Grande 1 contro 1. Fermazione. Buono. Azione sfumata senza problemi. Dybala ha sprecato malamente questa occasione. Ha avuto 3 minuti alla fine. fanno un altro. No, che cagatissima. Bravo. Ha evitato un possibile gol. Ancora 120 Se secondi. riusciamo a fare magari un golletto. Sigurdsson. Buono. Ti prego. Dai. Attenzione, Oh. gol che serve solo per le statistiche, ma che 4-2, peccato però perché veramente potevamo far Ci hanno meglio. provato, hanno lottato fino in fondo, è comunque un aspetto da cui ripartire. Grande Alfredo. risultato adesso sul Doppiettona. Beh, 2 gol Argentina comunque me li gol ricordo. che non cambia però la sostanza delle cose. Il classico gol della bandiera, Pierluigi. Buono Cerchiamo di non solo per le prendere, almeno 2 gol di statistiche. scarto, dai. Occhio, C'è occhio. Messi sul secondo palo. Ottimo intervento senza Finisce approdo. qua, non male, non so, nel Tempo senso, scaduto. poteva andare peggio, siamo contro l'Argentina, ripeto. Vediamo la classifica.
Vabbè, chiaramente la Croazia vince, 3 punti, 3 punti. Hanno pareggiato, ok. Adesso c'è Nigeria e Islanda da vincere, assoluta partita senza appello. Bisogna vincere assolutamente contro la Nigeria al Volgograd. L'Argentina un 4-2 comunque pittoresco alla fine, perché cioè, comunque con 2 gol all'Argentina non è... Oh, che bello! Gioco 19, che ora 20, 45? Il colpo d'occhio è pazzesco. 18, che bello! Ma della Nigeria è stupenda poi. Vai! E da Stefano Nava siamo pochi istanti e... Hanno già 4 punti sia Argentina che Croazia, quindi non bene. Speravo nella doppia vittoria dell'Argentina io. Quindi bisogna vincere, se vinciamo solo vincendo con Croazia e Nigeria passiamo il turno. Presumo sì, perché comunque per differenza dei tipo passano i croati, non è che se facciamo tipo vinciamo e pareggiamo, sì no, ma comunque non c'è appello. Perché comunque la Croazia fa un punto in più. Manovra interrotta dagli avversari. Vabbè, non facciamo calcoli, con la Nigeria bisogna vincere assolutamente. Ci sono metri a disposizione. Per molti la seconda gara del girone è la più importante, quella della verità. Sei Occhio. d'accordo, Stefano? Assolutamente Pier, spesso permette a chi ha fallito all'esordio di recuperare terreno e a chi invece ha ottenuto magari Vai. i 3 punti di chiudere il Vai. discorso qualificazione. Vai Goodmanson, da solo, da solo, da solo, da solo! Mamma mia, grande gol. Yondai, Buvarsson. Non poteva non segnare da quella distanza. Ottimo 1-0. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Adesso che è finita. Mamma mia, bravo portiere. Ah certo Pierluigi, un'ottima Vai. prestazione del portiere. Vai, Finnbogason. Niente. Sto soffrendo tanto per adesso. Ho messo Alfredson, ex Chiavo Verona. Soluzione vuole provare a cambiare la storia di questa partita. Balogun. No, gol. Un pareggio sofferto nel finale nonostante abbiano controllato. Incredibile, il primo tiro. Meriterebbero qualcosina in più per quanto fatto oggi. Vediamo se proveranno a prenderselo in questi ultimi Gol minuti di senza gara. senso. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Come con l'Australia, solo questa volta, ciao. Guadagna metri verso l'area. Bravi qui a bloccare tutto. Stiamo entrando negli ultimi 5 ma che minuti. sfiga, Serve oh. un lampo per cambiare la storia di questa partita. Raga, chiaramente se non vinco vado già con un'altra squadra, lo dico già, Panama. Però ragazzi, peccato, volevo giocarmela con la Croazia, chiaramente sono già eliminato, non vado a fare una... Attenzione, ancora una chance. No! No, non ci voglio credere. Ancora vivo Martins, incredibile. Non ho capito cosa sia successo. Cioè, dovevo fare il passaggio e la passa là. Non ho parole, raga, non ho parole. Onazi attacca la Nigeria. Va con il possesso palla. Non ho parole. Partita controllata in maniera tranquillissima. 2 minuti di recupero. Finnbogason. Azione che stava... Ma dai, ma Dio status. Dai che è un'ingiustizia. Interrompono bene l'azione. Finisce qua ragazzi, finisce già il sonno dell'Islanda. Risultato di parità. Purtroppo è andata male ragazzi. Mi spiace, non ho parole. Che hanno provato a vincere. Meriti 5 in realtà però. Siamo chiaramente fuori... o no? No, in realtà no però, aspetta un attimo. In realtà c'è ancora una minima chance perché noi la prossima è con la Croazia, se vinciamo per scontri diretti passiamo
e non credo proprio che l'Islanda, cioè che la Nigeria possa battere come si dice, l'Argentina. Quindi in realtà una chance ce l'ho, basta battere la Croazia, perché penso che chiaramente la prima cosa sono gli scontri diretti, quindi battiamo la Croazia e siamo secondi. A questo punto proviamoci nel prossimo video, tentiamo l'impresa. Rang sotto il comandante veneziano. Ciao!